Eccoci qua, cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben ritornati a parlare purtroppo dei problemi del consumerismo in generale. Di volta in volta insieme ad ADOC Veneto abbiamo affrontato diversi capitoli molto interessanti di tutela dei cittadini consumatori, dalle energie alle bollette e tanto altro ancora che non riusciremo ad affrontare nelle nostre puntate. Quest'oggi parliamo in particolare, Sergio Taurino, presidente ADOC Veneto, ben arrivato, di che cosa? Buongiorno a tutti i telespettatori. Oggi parleremo di credito al consumo e di forme di pagamento che possono essere anche la panacea per salvarci da qualche truffa indesiderata. Credito al consumo è un termine che si usa moltissimo, è estremamente vasto e a volte potrebbe anche ingenerare in confusione. Voi cosa intendete tecnicamente? Perché esiste anche una normativa ben precisa di tutela del consumatore sul credito al consumo, quindi cosa fa riferimento? È la vostra competenza, quindi anche di supporto. Bene, il credito al consumo riassume tutte quelle forme, diciamo, di acquisti che siano online, che siano in store fisici, e il credito al consumo ci parla di quelle che sono, diciamo, le modalità per poter usufruire dei beni pagando o rateizzando oppure pagando con delle forme di pagamento che dopo saranno spiegate. C'è una slide che ho portato per voi. Lo vedremo. E ci danno la possibilità poi dopo di poter gestire e chiudere la compravendita, per cui si compra un bene o un servizio. La gente molte volte confonde queste due cose, invece i beni praticamente sono quelli che usiamo ogni giorno, i servizi parliamo per esempio quando parliamo delle bollette, delle fatture, dell'acqua, della luce, del gas, piuttosto che non dei contratti telefonici eccetera. Quelli sono i servizi. I beni invece sono quelli che acquistiamo ogni giorno, possiamo comprare la lavatrice, possiamo comprare qualsiasi altro bene di consumo, alimentare o non. Ecco, qui abbiamo visto che scorrere tutte le slide. Perfetto. Ma dopo le guardiamo nel dettaglio, dopo le rivediamo dall'inizio con calma, perché prima di entrare nel merito ho voluto un po' anche creare la curiosità nei nostri telespettatori e l'interesse, perché è importante da parte vostra che seguiate con attenzione, perché è un ambito molto delicato e se non ben conosciuto può riservare delle brutte sorprese. Purtroppo vediamo anche di ricordarci ADOC come agisce, delle sue varie sedi provinciali, perché ci sono anche dei presidenti provinciali che coordinano dei gruppi di lavoro fatti anche di volontari, tra l'altro, viene ricordarlo, che in ADOC Veneto solo di volontari, l'ho detto l'altra volta, lo voglio ribadire, solo volontari. Che sono presenti costantemente presso gli sportelli. Allora, in attesa che poi la regia ci darà il segnale che abbiamo il primo collegamento con, se non erro, il presidente Sperani di Verona, Luigi Sperani, però aspettiamo che facciamo il collegamento. Ci dica, Presidente, invece Taurino, come funziona la divisione delle province, le sedi e che competenze hanno? Bene, in questi, allora il nostro gruppo, diciamo, è composto da 5 presidenti che operano sulle 7 province. Io praticamente me ne sono avvocate 2, Venezia e Padova, perché a Venezia c'è anche la sede regionale, per cui è la stessa sede, facciamo provinciale e regionale, noi siamo risparmiosi anche sulle sedi. Però poi dopo nelle province, nelle altre province, e parlo di Verona, di Belluno, di Treviso e di Vicenza, abbiamo una sede diciamo, nel capoluogo di provincia, e in ogni capoluogo di provincia ci sono anche dei recapiti, li chiamiamo recapiti perché chiaramente non hanno, diciamo, tutte le caratteristiche della sede, però i recapiti sono importanti perché, diciamo, sono il nervo, il terminale dove arrivano anche i reclami, le persone che reclamano eccetera, dai vari centri, diciamo, che non siano proprio i capoluoghi di provincia. Io parlo per esempio a Treviso, abbiamo per esempio Conegliano e abbiamo Castelfranco come recapiti dove la gente si rega, poi dopo tutto passa a Treviso, all'ADOC provinciale di Treviso, e Treviso fa tutte quante le revisioni e le pratiche. Per cui per ogni provincia abbiamo una sede e dei recapiti interprovinciali, li chiamo io,
e poi il recapito regionale e di Venezia, che è quello più importante, quello più... Allora, partiamo subito con il collegamento con Luigi Sperani, presidente ADOC Verona. Eccolo qua, ben arrivato Presidente. Se lei attiva l'audio possiamo sentirla. Attiva l'audio. Pronto? Deve digitare, deve dare l'audio, altrimenti noi non lo sentiamo, non la sentiamo. No, il monitor va benissimo, basta che lei clicchi sull'audio, così possiamo sentirla bene. Comunque, in attesa che recuperi l'audio, volevo dire questo, che come ho già precisato, questi 4 presidenti nel tempo, sono una decina d'anni che lavoriamo insieme, quindi siamo ormai una famiglia perché ci confrontiamo giorno per giorno, hanno, come dire, hanno implementato la loro capacità di intervento su vari argomenti del consumerismo. Ce ne sono 7, quelli più importanti del consumerismo, 7 o 8. Adesso ognuno di loro si è specializzato in vari settori. Ci sono quello che è specializzato nell'energia e nella telefonia, quello che è nei rapporti con le banche, con le finanziarie. Ma quindi a livello regionale, cioè voi mandate tutte le pratiche sulla telefonia nella sede, faccio l'esempio di Vicenza perché è più specializzata, la sede di Vicenza vi manda tutte quelle di un altro genere, cioè ve le ripartite? Perché uno dice, ma io sono finito per destino. No, tutte le pratiche vengono accolte nelle varie sedi. Poi se ci sono delle peculiarità, degli approfondimenti da fare, sicuramente, anche se mi capitasse a me, come è capitato per le truffe delle popolari venete, avevamo a Vicenza l'esperta proprio del FIR per il recupero dei soldi, dei crediti dei truffati delle banche popolari, ma tutte le pratiche sono state raccolte in tutte le province, lavorate in tutte le province, e poi a Vicenza c'è stato, come dire, il centro di coordinamento per poter mandare a Consap le pratiche per poter avere il recupero dei soldini delle truffe, diciamo, delle popolari. Chiamiamole tra virgolette perché dopo entriamo nel merito specifico. Ecco, per cui per quanto riguarda le pratiche di qualsiasi tipologia vengono accolte in loco. Poi dopo, se ci sono delle peculiarità, tipo per esempio le conciliazioni di telefonia ed energia, me ne occupo io personalmente. Quello che sentiamo la vocina, quel bello della diretta che si sentono anche gli imprevisti, che sta vocina suppongo che sia quella del Presidente. Presidente? Sì, pronto? Eccola qua, è lei. Sì. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Sono Luigi Sperani, parlo da Verona, la sede legale di Verona dell'ADOC. A Verona abbiamo diversi punti nella provincia, uno a San Bonifacio, un altro a Villafranca, un altro a Bussolengo, degli sportelli di sede ADOC. Noi trattiamo principalmente delle truffe, le famose truffe su diamanti, le famose truffe purtroppo su diamanti ma molto consistenti, che le varie banche avevano proposto ai loro associati, ai loro correntisti, e dopo si è verificato che, come tutti ben sanno, che praticamente hanno ritrovato i loro risparmi praticamente dimezzati. Abbiamo fatto una serie di operazioni insieme con il nostro studio legale di Verona, e di cui siamo andati abbiamo negoziato insieme con il nostro legale nelle varie banche, e abbiamo portato a casa il massimo consentito per ogni singolo risparmiatore. Inoltre, noi oltre a questo abbiamo anche la possibilità, abbiamo studiato il problema dei buoni postali fruttiferi, che sono stati emessi circa 20 anni, 25-30 anni fa, e che ad oggi vanno ad incasso con rendimenti non specifici e diversi dal calcolo analitico che deve essere fatto.
Quindi il risparmiatore, Presidente, non entriamo nello specifico perché dopo non abbiamo neanche il tempo e le persone magari non comprendono bene, magari ci sarà l'opportunità di farla venire a raccontare anche queste situazioni. Quindi voi avete sostanzialmente la questione dei diamanti che avete affrontato, questa dei buoni fruttiferi, poi ci sono altre competenze specifiche approfondite vostre? Sì, l'arbitrario finanziario. Queste sono le branche presumibilmente dove Verona si è attualmente specializzata su queste cose qua. Quindi Verona ha una sede che è collocata, ce lo può ripetere, dove? Esatto, Verona ha una sede collegata in Corso Venezia 107, in più ha delle filiali, chiamiamole tali, ma con sedi importanti, una a San Bonifacio, un'altra a Villafranca e un'altra a Bussolengo. Quindi il territorio di Verona è ben coperto sostanzialmente. Esatto, praticamente siamo tutti volontari, quel che prestiamo opera e senz'altro constatiamo che le sedi sono abbastanza frequentate, ma per una serie anche di problematiche, oltre a quello che io le ho menzionato, ci sono tante altre modalità di truffe online, eccetera. Truffe sul bancomat, sul prelievi. Purtroppo c'è Sì, pronto? Sì, dicevano purtroppo c'è di tutto e di più, questo senza dubbio. Esatto. Bene, io la ringrazio, l'importante era, se vuole guardare la telecamerina del eccola là, così possiamo vedere la faccia e che i nostri spettatori la riconoscano. Presidente, per quanto riguarda Verona, coordinatore del territorio, possiamo lasciarlo andare alle sue occupazioni, cosa dice Presidente Torino? Sì, Luigi, anche lui è una pietra miliare, storico ormai, penso che sia più anziano anche di me all'ADOC, per cui gli auguriamo un buon lavoro. Gli auguro un buon lavoro, anche perché poi dopo alle 3:30 c'è lo sportello per cui si deve muovere. Io sono, uno di quelli che alle 3:30 il grande coordinatore, il grande capo dà un input no, ma Luigi veramente da quando è andato in pensione sta dedicando, poi tenere una sede e 3 recapiti, bisogna lavorare, correre, Luigi corre intanto, così si mantiene in forma e non rischia nessun tipo di controindicazioni, di effetti. Perfetto, Presidente di Verona, grazie molto di essere stato qui Luigi, con noi. Grazie Bene, vi saluto e buon proseguimento. Grazie Luigi. Salve. Benissimo, dopo noi faremo conoscere anche il Presidente di Treviso nella seconda parte della nostra trasmissione, nella terza il Presidente di Belluno, e invece avremo occasione di conoscere la Vicepresidente regionale Cinzia Cariolato, Vicepresidente regionale e Presidente di Vicenza, in occasione di un altro nostro appuntamento. Allora, incominciamo di entrare nel merito della nostra trasmissione, ma lo facciamo subito dopo la pubblicità, supportati appunto anche dalle nostre slide che semplificano un po' tutto quanto. Tra poco.